pollo in umido o poestro in tocio, detto alla Trevisan Veneta, la polenta quisciosi, i zaetti, le fritelle o fritoe, i risi e bisi. 7 ricette, 7 piatti del cuore della tradizione trevigiana, l'iniziativa promossa dall'Associazione Trevisani nel Mondo per tramandare il patrimonio culinario locale anche oltre confine. Stati Uniti, Spagna, Australia e Canada, la richiesta di avere sempre con sé le ricette dei principali piatti tipici trevigiani direttamente da chi vive all'estero e non vuole perdere il sapore delle tradizioni. Le ricette originarie del nostro territorio hanno subito nel tempo delle trasformazioni. La loro volontà, quella dei nostri emigranti, anche di tanti giovani, è quella di poter vedere come venivano realizzate le ricette tradizionali proprio in origine. Un progetto reso possibile e finanziato dalla Regione del Veneto. Le videoricette che si possono vedere sul canale YouTube dell'associazione sono state realizzate da signore che hanno aperto le porte delle loro cucine spiegando passo passo i procedimenti. Ricette scelte sulla base dei piatti tipici di ogni angolo della provincia. In arrivo anche un'ottava ricetta. Quella dello spiedo. Noi abbiamo lo spiedo d'alta marca, il spiedo della provincia di Treviso, viene realizzato in tanti altri paesi esteri, tipo l'Argentina, tipo il Brasile, però con modalità diverse. Allora vogliamo proprio fare un confronto tra il nostro spiedo, quello di origini trevisane, e quello che viene realizzato in giro per il mondo. Con la cultura dunque si mangia, ma non solo, si racconta un territorio e una storia. Da questo progetto può nascere anche l'idea di valorizzare attraverso un festival o comunque delle iniziative in città un tesoro che è quello culinario che rappresenta la storia della nostra città e del nostro territorio.